Stiamo veramente parlando del sacro graal degli amusement park. Quindi il fatto di essere nel primo Luna Park e gestirlo noi direttamente, l'emozione è incredibile. Il nonno è partito più di 50 anni fa prendendo le giostre e incominciando ad andare in piazza sulle giostre, quindi facendo il giostraio per le piazze. E quindi ha incominciato a fermarsi e da questo ha incominciato a creare giostre sempre più disparate per tutti quanti i mercati. Perché in linea di principio le nazioni tuttora, dopo un momento di crisi, investono in due cose, in cultura e in divertimento, perché devono riportare a tutti i costi la normalità nella testa delle persone. Qua siamo nel cuore della produzione e dell'assemblaggio, nel senso che qua è dove mettiamo insieme tutti quanti i pezzi e tutte quante le giostre per poterle poi spedire. Ogni giostra è un pezzo unico e irripetibile. Questo grazie appunto al fatto che sono alla fin fine delle opere d'arte, grazie a degli artigiani incredibili e delle persone con una conoscenza che viene portata avanti da decenni e decenni. Ma non è soltanto parte manuale, perché durante gli anni naturalmente ci siamo evoluti fino ad arrivare anche ad utilizzare robotic selling machine. Abbiamo creato un'infrastruttura in maniera tale da poter, anche in momenti come questi di crisi, dove ci sono possibili lockdown o possibili appunto blocchi dei confini, poter lo stesso lavorare e riuscire a sopperire alle mancanze di viaggi o comunque alla mancanza fisica con la parte digitale e con la parte virtuale. Quello che vediamo nel mercato del futuro è comunque quello che abbiamo analizzato dopo le crisi è solitamente un aumento delle presenze nei parchi periferici, quindi non nei parchi di destinazione che possono essere i grandi parchi Disney, Universal, ma invece i parchi periferici, quindi quelli che vivono solitamente dei visitatori della zona, proprio perché le persone non viaggiano più o se non viaggiano hanno problemi comunque economici e o finanziari. E quindi grazie a questo devono comunque trovare un modo per divertirsi.